Prima giornata della maturità, che traccia avete scelto e secondo voi com'è andata? C1 sulla imperfezione di un'autrice e penso sia andata bene, vedremo. Io ho scelto la B1 perché riguardava la bomba atomica, io comunque avevo visto anche il film su Oppenheimer, mi interessava molto l'argomento e ho detto vado lì almeno che mi salvo perché è un argomento che sapevo. Il resto diciamo non mi ispiravano molto, a parte quella di Ungaretti. Come vi siete preparati a questa maturità e come affronterete le prossime giornate? Ho studiato ovviamente un pochino italiano, però sapevo che avrei fatto una traccia sull'attualità o comunque, anche se io ho trattato quella storica, insomma, poteva riguardare un po' anche l'attualità secondo me. Per la maturità niente, me la sto vivendo molto tranquillamente perché so che sennò con l'ansia andrei male, perciò l'unica cosa che sto facendo è ripassare, però appunto voglio vivermela con calma. Studio intenso durante l'anno, lieve ripasso prima della maturità e si spera che vada bene. E ragazzi, in bocca al lupo allora per le prossime giornate. Grazie.